Buongiorno. Giorno 43. E siamo sempre più vicini alla Francia. Oggi riparto da Torino accompagnato dal giovanissimo Giorgio, che mi risparmia il primo chilometro e mezzo di fatica dallo zaino. Un grande. La tappa di oggi è abbastanza lunghetta, all'incirca 34 km tra i campi, passando per Rivalta di Torino, Piossasco, Frossasco, per arrivare infine a Cantalupa, dove sarò ospite in un albergo. La giornata è veramente calda e ne approfitto per sciacquare la camicia, però il percorso è abbastanza ombreggiato perché trovo una ciclabile della marca Pinerolese, molto carina. L'unica pecca di questa giornata è che volevo iniziare ad abituarmi alle scarpe nuove, ma mi sono dimenticato di sostituire quelle vecchie a metà cammino, quindi domani dovremo regolarci. Buon appetito!